Oggi più che il solito video voglio fare un appello. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, nel video di oggi, più che il solito video nel quale parlo di tecnologia, parlo del mio lavoro, voglio fare un appello inerente certamente al mio lavoro, ma mi rivolgo a tutti gli installatori, gli elettricisti o comunque a chi fa parte e ha a cuore questo settore. Sto parlando della norma CEI 793 che è in inchiesta pubblica e che sta per essere modificata. Io assieme ad Alessio Piamonti e molti altri colleghi che si sono prestati a svolgere con noi questo lavoro che ci ha portato via diverse ore, diversi incontri e molta voce, come puoi sentire, è stato svolto per cercare di migliorare questa norma, visto che si tratta di un'inchiesta pubblica ed è ancora tutto in gioco, ancora tutto fattibile. Abbiamo quindi lavorato per cercare di migliorarla, per cercare di renderla meno interpretabile, in modo che non possano essere messe in discussione determinate scelte fatte dall'installatore, fatte dal progettista, ma per mettere al riparo anche il cliente al quale viene fatto un impianto di allarme secondo norma CEI 793 che non deve essere interpretabile e non deve essere messa in discussione. Per questo che cosa ti chiedo? Ti chiedo di scaricare la norma in inchiesta pubblica dal sito del CEI, trovi il link in descrizione, sempre in descrizione trovi il link per scaricare anche il documento con tutti i commenti e le osservazioni che abbiamo fatto sulla base di questa nuova norma. Queste modifiche, queste osservazioni che abbiamo estrapolato e riportato nel documento ufficiale del CEI sono poco meno di una settantina. Avrai modo di poterle leggere tutte nel documento Word e quindi modificabile a tuo piacere. Se vorrai apportare le tue modifiche, le tue osservazioni, se non vorrai puoi inviarlo così com'è. L'importante è che tu metta la data dell'invio, il tuo nome, cognome, un riferimento che può essere la tua mail o il tuo numero di telefono e invii quel documento al CEI all'indirizzo indicato nel documento, che è dt@ceinorme.it, entro e non oltre l'8 luglio. L'inchiesta pubblica scade infatti l'8 luglio. Entro l'8 luglio tutte le nostre osservazioni dovranno essere ricevute dal CEI. Dobbiamo farlo ovviamente se approvi le modifiche che abbiamo riportato in questo documento, dovremo inviarlo in modo massiccio al CEI perché vengano presi in considerazione. Anche per il video di oggi è tutto. Ti invito a scaricarti il documento, a scaricarti la norma dai link in descrizione e inviarlo prima dell'8 luglio al CEI compilato con il tuo nome, il tuo numero di telefono, il tuo indirizzo email al posto del telefono a dt@ceinorme.it. Ciao!